tutti siate benvenuti in questo salone dei vescovi che per almeno 3 secoli, forse quasi 3 e mezzo, è stato il salone anche dei sinodi diocesani, quindi il luogo del confronto, sia per tutti noi il luogo di ascolto e di confronto, di tematiche di grande respiro, senza mai scendere allo scontro, perché questo è un luogo dove il confronto entra negli ambiti della civiltà. Su un tema, in questo caso, di attualissima importanza, che non può non stare a cuore a tutti noi. Questo uso sconsiderato dei media non ci fa dimenticare l'importanza comunque dei social. Così come ricordo sempre ai cresimandi, e ne faccio tantissime cresime ogni anno, non dico un centinaio, ma siamo dei vicini, ricordo in ogni incontro che per loro smartphone, eccetera, sono strumenti normali, ma anche noi adulti siamo tutti tecnologici, senza dunque esorcitare questo mondo, anzi apprezzandolo molto. Ricordo loro una cosa importante, dico, smartphone usatelo, ma usatelo con la testa, quindi senza mai abusarne, perché non diventi uno strumento di male, mentre in se stesso è uno strumento di bene. A me pare che potrebbe diventare sempre di più anche un campo, un luogo di incontro, un ponte di incontro intergenerazionale. Perché se è vero come è vero che i nativi digitali insegneranno a voi e a me l'uso tecnologico di questi strumenti, noi come adulti siamo in grado di insegnare a loro l'uso sapienziale. Quindi è integrativo, ci diranno tante cose, può essere un bellissimo terreno proprio di confronto e non di scontro, tantomeno di ignoranza reciproca. Preoccupa non poco il fatto che tra generazioni ci siano creati in questi tempi dei fossati o dei muri per altro verso. Invece è importante riappianare e cominciare a vedersi in faccia. Può darsi che li metta meno in difficoltà la comunicazione online, così dicono, però attraverso quello online può diventare poi una grande occasione per un parlarsi a tu per tu, dove si vedono ben voluti e non soggetti di sospetto. Sto qui in fondo alla mattinata perché anch'io sento il bisogno di capire questo fenomeno e insieme anche capire come amare queste nuove generazioni che stanno navigando più che nel mare, nell'oceano, anche con tanti pericoli di essere sommersi o inghiottiti, ma ai quali noi vorremmo almeno meno gettare un'ancora di salvezza. Intanto voglio tutti piacere della conoscenza, la prima volta ho il piacere di ascoltarla in diretta, non tramite TV. E allora, tanto benvenuti alla scuola, tutti gli altri insomma che girano il mondo della scuola. Mi do quel compito un po' di entrare e presentare questo libro. Chiaramente ho cercato di enucleare delle riflessioni, un po' leggendo la premessa, un po' cercando di entrare nel tema. Mi ha colpito il taglio e anche alcune cose che dirò. Lo farò in pochi minuti tanto per far entrare anche voi, che poi chiaramente spero che l'autrice ci dia la sua versione anche di quello che è voluto passarci. Allora, vado subito in diretta così abbiamo il tempo di poter entrare anche in qualche domanda. Nell'introduzione del libro viene citato il filosofo Aristotele, no? Quella massima famosa che dice
chi non conosce i propri limiti tema il suo destino. Questa massima citata dall'autrice è questa di per dire il timore che maggiore oggi è quello che definisce la generazione Z a rischio di ipopoli, cioè, come in seguito le spiegherà, a rischio di bomba H. E da qui la definizione del libro Generazione H. Questo timore, dice ciò, per tutti quei ragazzi, quella generazione del post millennio, nati nella metà degli anni 90 e nel 2010. Perché ce l'ho? Perché fa un esempio che mi colpisce. Dice: questi ragazzi sono come quegli adolescenti che sono precipitati in un'isola deserta e non hanno la presenza dell'adulto. E allora chiaramente esplorano quest'isola, la vivono, fanno tutto quello che c'è da fare senza regole, senza che nessuno li guidi. E naturalmente in questa maniera si comportano così come vogliono, senza avere, come dire, un senso neanche di responsabilità in questo viaggio. Questo esempio viene messo a paragone appunto di quello che succede con i nostri adolescenti, che sono buttati quasi dentro il mondo virtuale, sono intrappolati, no? In questo mare della rete e del web, dove si muovono adottando comportamenti che sono tratti forse in maniera sbagliata da quella massima che l'autrice cita di Steve Jobs: in rete meglio pirati che arruolati in marina. Allora significa già andare in rete così come si vuole. E qui questo comporta in pratica la trasgressione di norme, di regole, di codici di comportamento, con il risultato di ottenere però immagini sconcertanti, talora si dice nel libro rende proibite, notizie accattivanti, fake news, o tutto quello che si può fare per svendere o desacralizzare la privacy, dice l'autrice. Tutto ciò con una finalità precisa e puntuale, che è quella di mettere in mostra la sofferenza, il dolore, la sventura, la morte, cioè mettere in mostra, dare spettacolo, quasi fosse uno spettacolo alla Truman Show o del Grande Fratello, cioè quindi tutto quello che viene messo in rete così perché bisogna essere lì, essere visibili, però nella rete, non fisicamente. E allora leggo la generazione H, a rischio di internet e di globori, ha il rischio, dice la Parsi, di non nascere al piacere, di non nascere al dolore, di non nascere alle esperienze di vita che fanno tutti gli adolescenti, quelle vere, quelle reali, non quelle che vengono, come dire, passate tramite la rete, e quindi degli impegni e della responsabilità della quotidianità. E l'angoscia addirittura della morte porta ad una difesa che è quasi virtuale. Io morirò, ma il mio avatar non morirà mai, e quindi c'è tutto quello che sono nella rete, anche se non morirò. Perché nel mondo virtuale c'è la possibilità che una fotografia, una traccia, un film rimanga per sempre, una sorta quasi di Dorian Gray, dice l'autrice, dove io ho fisso qualche cosa, un'immagine che rimarrà fissa sempre, quasi eternamente nella rete. Nel mondo virtuale può essere realizzato quasi un suicidio virtuale, come nell'Hikikomori, dove i ragazzi si rifiutano della vita reale, si rifugiano dentro l'internet, non hanno contatti con la famiglia, non hanno contatti con i compagni, con le esperienze giornaliere. Nel mondo virtuale c'è anche l'emulazione di giochi distruttivi, come il Blue Age, la balena blu, quel gioco inventato da quel ragazzo russo che ha condotto quelle 16 ragazzine al suicidio mirato del serial killer del web. Allora il tema dominante qual è? Che viene fuori? È il tema che morire è quel tema che afferma morire per affermare di esistere. Cioè va bene anche questo per i ragazzi, morire per affermare di esistere. E allora l'autrice si interroga in questa maniera, in qualità di educatori, di genitori, di operatori o di semplici spettatori. Noi, quello che stava accennando il vescovo, ci troviamo disarmati, ci troviamo senza riuscire a misurare perché c'è questo vuoto di valori, c'è questo vuoto di cultura, questo vuoto di esperienze, che è un vuoto anche culturale, diciamocelo pure, ma soprattutto quello in cui si deve misurare questo mondo degli adulti, il nostro mondo, è la mancanza di prevenzione nei confronti di queste
cose fa, perché questa mancanza è unita a quella incapacità che noi abbiamo di cogliere i segnali, di decodificare tutti quei momenti di disagio che passano innanzitutto dalla famiglia, poi dalla scuola e poi da tutte le altre occasioni in cui i ragazzi si ritrovano, e soprattutto dal web, perché poi lì sul web questi ragazzi poi, come dire, danno vita a tutto quello che dicono. Allora, se è vero che mancano questi collegamenti, come dice appunto l'autrice, i collegamenti tra la famiglia, tra la scuola, tra il mondo degli adulti, è anche vero che il mondo virtuale dall'altro lato è molto seducente per i ragazzi, è molto accattivante, ma è anche molto manipolativo e direi molto analgesico, questa è una bella espressione che mi colpisce, ma è anche pericoloso, perché porta questi ragazzi invece a solo immaginare verso qualche cosa che non esiste, che è irreale, e li porta quindi in una dimensione dove viene legata alla fisicità, viene legata alla corporeità. E viene citato qua nel libro un articolo di Umberto Galimberti su Repubblica del 2017 a proposito dell'uso massiccio di questi strumenti elettronici, dove Galimberti dice in sostanza questo: gli studenti sfornano spesso nelle scuole risposte senza elaborare concetti, pigiano una macchinetta alla calcolatrice e ti danno un risultato, e quindi che fanno? Delegano tramite le macchine qualsiasi cosa senza mettere, come dire, a repentaglio la propria intelligenza, e accendono subitamente qualsiasi cosa per la macchina. Allo stesso modo, dice Ravassi, io questo lo sapete, potrei visitare Roma soltanto in via virtuale, non so, potrei giocare in maniera violenta senza farmi un grafico, potrei fare un sesso, acquistare cibo, fare consulenze addirittura non soltanto mediche, legali, ma anche spirituali senza muovermi da dove sono, o addirittura scegliere moglie o marito o adottare un ragazzo tramite, quindi è una cosa che ha dei confini paradossali. Ma da questi pochi frammenti che ho cercato di evocare appunto dalla prefazione, l'idea che mi colpite di quella che vi porgo è che l'autrice chiede a tutti noi di fare opera di prefazione. Questa è la cosa, diciamo, che è interessante, che io ritengo interessante, perché nella intervista che poi segue la prefazione con Salvatore Giannella spiega secondo il suo punto di vista perché una bomba acqua sta distruggendo i neuroni di questi ragazzi. Cioè la paragona a quella famosa bomba di Hiroshima e Nagasaki, dove dice quella è la bomba del web, la bomba di quello che non riusciamo a controllare, dove vengono chiaramente chiamati, come dire, a rapporto la famiglia, l'agenzia educativa, che è descritta in ben 8 tipologie. La famiglia, dove dice il ruolo centrale della famiglia è quello che è responsabile di questo uso smodato, scomodo di questi mezzi, perché è anche educativo, perché o per eccessiva libertà, o per razzismo, o per incoerenza con quello che dice e con quello che fa, la famiglia ha un ruolo, come dire, centrale e iniziale rispetto a questo problema che nasce, ma anche spesso per incompetenza dei genitori che non riescono ad entrare loro nel mezzo, giusto? Poi la scuola, secondo l'agenzia educativa, che viene chiamata in causa perché anche la scuola spesso non riesce a leggere, o se li legge questi disagi è presa da 1000 altre problematiche, e in crisi, dice lei, per la carenza di investimenti, di formazione mirata, che rallentano, se non addirittura inficiano l'azione educativa, e noi ne siamo ben consapevoli da questo punto di vista. Ma anche l'informazione viene messa così un po' a rapporto, perché l'informazione spesso per sostenere come dire, il proprio vivere quotidiano, allora non fa altro che adottare quel paradigma dell'interesse, i soldi, il sesso, il sangue per andare avanti. E la politica anche lì non viene chiamata a rapporto, perché si dice che in politica forse c'è un po' di distrazione per andare ad elaborare il migliore sistema elettorale, mentre del fatto che i neuroni dei ragazzi vengono così bruciati non ne capiscono neanche il senso. Allora, a questo punto, e vado un po' a concludere, quali riflessioni di apertura rispetto alla relazione che fa l'autrice noi possiamo proporre, anche per fare qualche riflessione noi altri? 3 me ne vengono in testa. Innanzitutto, leggendo anche le storie attraverso le quali i ragazzi si rapportano, perché i ragazzi in effetti raccontano i propri disturbi e riescono a mettersi in discussione, si denota la complessità c'è nell'approcciarsi con queste generazioni, che adulti e anche i ragazzi hanno una complessità da riuscire a
a dialogare, a approcciarsi, a confrontarsi. Poi ogni storia, che di per sé è molto interessante, offre anche uno steccato tra le generazioni, tra noi e questi ragazzi, perché c'è una sorta di incomunicabilità che è una caratteristica sicuramente dei nostri tempi. E sotto questo profilo, tra le tante storie molto interessanti, meritevoli magari di approfondimento, una mi ha colpita proprio perché è la denotazione di quella mancanza di valore, quella, come dire, quel senso di amorfo di vivere la vita, che è quella di Salvatore che non c'è fatto niente. Quel ragazzo romano, figlio di un funzionario pubblico, di una consulente del lavoro, che si ritira 2 anni prima di finire il liceo, perché a un certo punto dice: ma io che devo fare nella vita? Sto bene così com'è, ho la paghetta di 400 euro, faccio questo, faccio quello, non faccio niente, cioè non ha valore, non ha ideale, non ha futuro. E la domanda spia che la dice tutta su questo ragazzo, che è la descrizione di un mondo di questi ragazzi, è: posso mica pensare al futuro a 18 anni? Infine, un'altra cosa che mi viene in testa per contestualizzare questo discorso nella nostra realtà veronese è anche una interessante ricerca che proprio il Comune di Verona, unitamente a varie istituzioni e patrocinata anche dal nostro ufficio, che è stata condotta su una serie di studenti delle scuole secondarie di secondo grado tra Verona, Bardolino, Cerrea e Villafranca, noi persone della Società Confessa, che è stata seguita dal professor Giumelli, dove là i ragazzi venivano chiamati a confrontarsi e a dire quali erano le loro ansie, quali erano i loro problemi a scuola, anche i docenti e i genitori, perché c'era il problema della inadeguatezza di questi ragazzi rispetto a quello che vivono. Vi faccio, qualcuno lo sa perché ha seguito alla Guardia nell'ottobre del 2018 i risultati, attraverso questi focus group dei ragazzi sono venute fuori 3-4 cose, anche qua delle frasi spie interessanti anche per il dibattito. Gli adolescenti: siamo una generazione di ansiosi, siamo una sequenza di voti che camminano, perché ce l'hanno con i genitori che noi siamo solo il voto, per noi rappresentiamo il voto. Abbiamo il terrore di sbagliare, adolescenti. I docenti: bisogna aprire alla scuola spazi di dialogo maggiore. Altra: la scuola organizzata com'è non è motivante. I docenti. I genitori: anche noi genitori siamo sottoposti alle performance rispetto agli altri genitori. E ancora: i ragazzi buttano via le potenzialità che lo smartphone ha. Alcune frasi significative. Allora, queste sono alcune, come dire, battute, no? Per inquadrare, diciamo, il contesto del libro e chiaramente anche la realtà della rete con i suoi effetti, diciamo, straripanti per gli adolescenti. Rete che secondo me è diventata una sorta di flumen rutulentus, qualche cosa che trascina tutto, che tutto travolge. E allora, insomma, un modo di dire dove siamo e dove stiamo andando con questo problema della vita. Grazie, cedo la parola a non so se sono entrato, spero di sì. Sì, altro che si respinge qui. Sì, no, già. Grazie, molto gentile. Beh, è stato talmente esauriente questa introduzione che mi rimane poco. Allora, invece io vorrei raccontarvi la mia esperienza personale con internet, perché da lì sono partita per poi fare il libro. Allora, il mio rapporto con internet viene da lontano. Rispetto a questo argomento, insieme ad altri e individualmente, io ho fatto 3 libri. Il primo libro si chiama Ciao, ti amo. Come nasce? Nasce perché cominciano a venire in studio delle persone, uomini e donne, che mi raccontano la loro dipendenza da internet. Notate bene che io ho, scusate, è una confessione che posso fare, ma non vescovado, mi confesso bene. Il discorso è che io non ho simpatia per internet, la faccio usare, ne traggo assolutamente informazioni in sé, però non è un rapporto che mi interessa, nel senso che il mondo virtuale io lo collego all'immaginario di ciascuno di noi. Mi sembra molto utile se ben usato, ma come servizio, non come incombenza, come invadenza. Quindi personalmente non avevo di internet un'immagine, cioè non me ne interessavo, se si usava, mandi quello, ma
siamo nel 2000. Bene, cominciano a venire in studio uomini e donne che amoreggiano in internet, mandano chat, non conoscono nickname, cominciano donne addolorate perché rapporti sentimentali, affettivi in famiglia, mariti che sono andati via, oppure coppie in crisi, oppure comunque semplicemente noia, oppure semplicemente scoperta di questo bel gioco adulti, non parlo di ragazzini, nel 2000 non erano ragazzini, erano adulti. Uso costante di internet per chattare con questa persona che chissà se è, perché non la conosce, c'è un nickname, non si presenta in un certo modo, chissà se è vero, chissà se no. Di fatto queste persone venivano in terapia dicendo: che devo fare? Abbiamo amoreggiato, si erano detti, ho visto quintalate di carta stampate da queste conversazioni in chat, storie d'amore che il confronto guerra e pace era poco, il confronto veramente non è uno scherzo. Anna Karenina gli faceva un baffo, cose che si erano mandate, amori, tutti a parole, non si conoscevano. Alla terza persona che veniva a porre il problema, che faccio? Lo incontro, io comincio a dire un problema, perché queste persone non volevano incontrare le persone con le quali si erano scambiate formidabili emozioni, desideri, pratiche anche non semplicemente sentimentali, ma descritte, eccetera, a livello sessuale. Si erano scambiati tutto, la vita, i racconti, avevano proiettato sullo schermo di internet tutto quello che avevano detto, mandandolo a qualcuno che non sapevano nemmeno chi era e che tra l'altro non volevano nemmeno incontrare. Naturalmente a me che facevo l'analista, questa è una cosa che la porgi sul piatto d'argento, spiegare, guardate che questo è il meccanismo dell'inconscio, è proiezione, tu hai davanti qualcosa che non, come dire, sulla quale puoi proiettare nel timore, che possa essere qualcosa che, però comunque questa sfida la fai, perché hai bisogno di parlare, di confessarti, di dire, e il fatto che dall'altra parte ci sia una risposta, dall'altra parte ci sia un ascolto, attenzione, fatto di scrittura, perché non vorrei che si dimenticasse che questa è traccia grafica, c'è traccia per stampa, ma è traccia. Queste persone scrivono. Così è nato il primo libro che si chiamava Chat Ti amo, in cui io e alcune colleghe raccontavamo proprio queste storie. Perché? Perché la cosa c'era una romanziera, una collega che non aveva mai praticato ed io che invece avevo studi e praticavo. Quindi giunti in pubblica Chat Ti amo, e questo è il primo libro che ne facciamo dicendo: signori, attenzione, perché al di là dello schermo ci può essere, voi raccontate, avete bisogno, per cortesia individuate i luoghi giusti, andate dall'analista, fate i gruppi, parlate, ma cercate di capire che di là ci potrebbe essere qualcuno che al di là del nickname, eccetera. Naturalmente da quel momento in poi sono fioccate storie, informazioni, paure di ricatto, eccetera, perché noi avevamo aperto il primo varco su un discorso di questo genere e quindi le testimonianze di quello che accadeva cominciavano ad arrivare. Io non l'ho mai incontrato, poi l'ho incontrato ma non era quella persona, era più giovane, era più vecchia, una donna diceva di essere un uomo, era un uomo che diceva di essere una donna, di tutto di più. A distanza di alcuni, naturalmente con la Fondazione Movimento Bambino noi cominciamo già da allora ad avere con la Società Italiana di Psicoanimazione che faceva formazione, cominciamo ad avere la prima attenzione a questo. Ed è qui che tra Chat Ti amo e il 2000 e 8-9, quando ho fatto insieme a Tonino Cantelli e a Orlando il libro L'immaginario prigioniero, noi abbiamo cominciato ad avere un'attenzione particolare per questi meccanismi. Perché abbiamo cominciato ad avere? Perché a nostro avviso si passava dagli adulti che usavano questi strumenti ai ragazzini che li cominciavano a usare incredibilmente. Perché, scusate, punto primo Sassolini, perché li vedevano usare gli adulti e perché vedevano che gli adulti avevano rispetto a questi strumenti una dipendenza formidabile, stavano sempre attaccati, poi cominciava a passare da internet al telefonino, quindi quel passaggio è un passaggio epocale, perché quello al tablet, a quello che era in grano è diventato quello che potevi portare. Da questo momento in poi già il telefonino veniva portato in tasca, cioè per carità, però non era con tutte le possibilità che questi modernissimi smartphone, che poi ogni 6 mesi li aggiornano e sempre sono più potenti, sempre ti permettono collegamenti con internet, eccetera.
quindi il cambiamento è stato formidabile. Fu allora il Movimento Bambino, noi e la Fondazione Ferrero nel 2005 facemmo la prima carta di denuncia, che si chiamava la Carta di Alba. La Fondazione Ferrero finanziò un progetto per cui noi, ricercando, intervistando, avendo proprio contatti profondi con, attenzione, adulti e preadolescenti e adolescenti, cominciamo a formulare un discorso relativo all'immaginario prigioniero. Che voleva dire? Voleva dire che il mondo reale e il mondo virtuale non avevano le stesse regole. Se nel mondo virtuale io offendevo, umiliavo, avevo una falsa identità, volevo vendere qualcosa e poi non pagare, oppure volevo acquistare, potevo fare tutto quanto questo. Il discorso era meglio pirati che amirali. Potevo fare il pirata, potevo utilizzare al meglio tutte queste risorse senza che ci fosse una regola effettiva. Furono i primi momenti in cui noi cominciamo a lavorare con la polizia postale, perché noi cominciamo a dire: sì signori, ma se voi non fate un controllo, no? Algoritmi, se non state, anche perché, attenzione, quando si sveglia il discorso dell'immaginario prigioniero, non solo truffe, non solo chiacchiere, non solo adescamenti, cioè, attenzione, non sto negando il positivo di, perché quando si parla sempre fermo restando che, se io dovessi dire fermo restando che la famiglia è il primo nucleo educativo, io poi vi dico però come stanno le famiglie oggi. Fermo restando che la scuola poi vi dico come sta la scuola oggi. Allora attenzione, io non sto negando, demonizzando uno strumento che tanto ormai c'è, come c'è stata la scrittura, come è arrivata la stampa, sono le evoluzioni della crescita dell'uomo che conosce sempre di più le sue potenzialità, il suo cervello, e le fa diventare strumenti. Attenzione però, senza regole non va bene. Se io dimentico un patrimonio, come nelle terapie familiari, se io voglio fare una terapia a qualcuno che deve cambiare, non posso fare a meno dell'anamnesi, non posso dire adesso ti comporti così invece che quelli, per carità, quello aiuta, ma se tu non fai il lavoro per capire le radici delle tue problematiche cosa c'è, se tu attrezzi le terrazze e non guardi le fondamenta, il palazzo viene giù al primo crollo. Io lo dico continuamente: continuate a fare bei panorami, che magnifiche terrazze, sì va bene, ma le fondamenta come vanno? Sono solide? Sono antisismiche? Le controllate? Bene, in una terapia l'analisi di quello che è successo ai nonni, ai familiari, delle dinamiche che hai avuto, le gelosie per i fratelli, e se hai allattato, non hai allattato, sei nato bene, sei nato male, tua madre ti voleva, non ti voleva, l'epigenetica esiste. Se tu non metti tutto questo a disposizione di ciò che cresce, tu fai delitti continui. È criminale non tenere conto delle fondamenta quando si attrezzano le terrazze. Punto. Così è chiaro il concetto. Che succede? Qui nessuno si è preso la briga di guardare le fondamenta, ma tutti hanno cercato di sistemare le terrazze e guadagnarci il più possibile. Quindi nessuno ha detto: attenzione, usare questi strumenti senza mediazione, senza mediatori culturali, senza il controllo di regole che valgono fuori, perché se io ti piglio, se io ti insulto e ti dico una serie di parolacce fuori, o scrivo infamie su di te, eccetera, fuori, vengo denunciato e punito. È vero che la polizia postale può farlo anche qui, ma si usano nomi, e poi dico, e poi ho la libertà di espressione, perché comunque posso esprimere. Attenzione, non sono contro la libertà di espressione, sono contro la libertà di gratuito, inutile insulto. Voi non potete immaginare, ecco, questo dal punto di vista clinico è interessante quello che facciamo questo lavoro. Tanto odio come quello, o tra i like, perché like, ma l'odio, il rancore, la rabbia, l'invidia, che sono alla radice dell'essere umano, muovono il mondo tanto quanto dovrebbe muoverlo l'amore, sono tutte lì. Perché basta che dici una cosa che qualcuno non condivide, anche non mi piace il gioco in testa alle bambine, non voglio che portino il grembiale, succede di Dio, cretina, demente, cosa dici, non fai, poi like, quindi nessuna mediazione, nessun mediatore, siamo alla gogna comunque, qualunque cosa io metto, e attenzione, quella gogna è stata favorita, perché parliamo sempre delle basi, favorita anche da tutto quello che la televisione ha fatto, senza la televisione di Stato, chiamiamola così, la RAI, aveva degli intellettuali di prim'ordine a disposizione. Io sono cresciuta, non so voi, ma io sono una vecchia signora, io sono cresciuta
guardando Gilberto Bovi, Edoardo De Filippo, passeggiando con Goldoni, avendo Umberto Eco nel comitato organizzatore della RAI, ho visto L'idiota di Dostoevsky fatto da Alberto, cioè erano le puntate settimanali. Ho visto il Mulino sul Po, ho visto delle robe di contenuto che quando ero ragazzina io formavo, c'erano anche i dibattiti, mi ricordo dibattiti politici televisivi dove, essendo la mia una famiglia molto variegata, nel senso che c'era il nonno monarchico, il padre almiratiano, mia madre democristiana, io mi ero iscritta alla FIGC a 19 anni, il clima era elettorale, mi ricordo dibattiti incredibili, perché mio padre nel tempo, quando è morto Berlinguer, lui che era almiratiano è andato al funerale di Berlinguer, quindi era una televisione che favoriva perlomeno il confronto, era una televisione che tu stavi, attenzione, e già allora si diceva divide le famiglie, non fa parlare le persone, scoppietta al posto del focolare, è vero, ma la degenerazione della comunicazione televisiva ha favorito l'approccio con la degenerazione, scusate, grandissima che c'è nel web. Fatevi un viaggetto in web e io me lo faccio tutti i giorni, perché per fare terapia ai ragazzini e alle famiglie io vedo, perché quando vengono mi fai vedere, professoressa mi raccomando guardi, io di solito di cui parliamo, no? Hai messo un sacco di password perché non si entri, e i genitori non sanno come si aggirano le password, mentre un bambino di 3 anni già lo sa fare, 3 anni l'ho visto fare. Allora tu entri e cominci a dialogare con il ragazzino e vedi quello che ha messo in Instagram, che tutti possono vedere, vedi quello che ha messo in luogo con la password dove non si può vedere, dove c'è un materiale che tu quando lo vai a vedere e qualcuno, bambino, bambina, ragazzino, ragazzina ti concede questa possibilità, ti dia colpo, perché tra immagini graziose e preziose ce ne sono alcune veramente decisamente non indecenti per lo scandalo tra virgolette sessuale, no, perché violenze, abusi, stupri, cioè viaggiano tranquillamente. Ora, una costruzione di questo genere senza governo, senza controllo, senza mediatori culturali, pure peggio. Perché io mi ricordo negli anni 70, lavoravamo come collettivo Gigi Stava per collettivo Granci, noi lavoravamo nelle periferie della città di Roma, una di queste borgate era San Basilio. Quando io chiesi ai ragazzini di 5 e quinta elementari, che la scuola Gandhi aveva messo a disposizione per fare animazione, da cui è nata poi la psicoanimazione, che è la mia disciplina terapeutica, io chiesi ai ragazzini di portare, per fare una biblioteca comune che mettesse insieme tutti i libri del plesso, cioè facciamo una biblioteca. Era allora, noi volevamo le scuole, centri culturali polivalenti, aperti tutto il giorno, territorio connessi, con biblioteche quasi museali. Nulla di questo è stato fatto e tutto questo costa zero e le scuole italiane sono 48.000, torniamo a San Basilio. Chiesi, volete portarmi per cortesia un libro ciascuno? Oppure volete portare un libro a scuola che avete a casa? Oppure qualcuno ha fatto una faccia, non ho libri. No, eravamo negli anni 70, San Basilio era un posto come, che ne so, piccola criminalità organizzata, figli di questo Rini insieme a gente che veniva dal sud e si era accampata alla periferia della città perché faceva l'imbianchino, il costruttore, il muratore, eccetera, per quello di peggio. Si trafficava tranquillamente, si spacciava, c'erano i piccoli prostituti, attenzione, non minorenni, perché a quel tempo ancora i minorenni non erano ancora una possibilità chiara di attività. Beh, risultato finale, professoressa, ma possiamo portare, noi Maria Vita possiamo portare? Ma facciamo una cosa, portatemi anche i fumetti, portatemi anche del materiale. Bene, a scuola arrivarono il libro Cuore, il libro della giungla, perché questi erano i libri che avevano a casa questi ragazzini, poi che era la piccola Lady, il piccolo Lord, piccole donne che escono, ricordo che erano tutti piccoli. Poi una quantità enorme di fumetti. Io scrissi il primo libro nel 76 con la Savelli, si chiamava Animazione ingorgata, che ci fa Diabolique a San Basilio. Indovinate che fumetto arrivò? Soprattutto e fondamentalmente Diabolique, non solo, presso Diabolique il ladro, perché Diabolique? Perché era un ladro che rubava non per necessità, ma perché ci aveva gusto a fare. E questa indicazione già la dice lunga sul sito, cioè non è che ruba perché è un poveraccio, questo ruba perché gli piace rubare, no?
era preparatorio, ma la cosa più importante è che arrivarono anche i fumetti, altri fumetti. I fumetti erano per scandalizzarmi, per essere provocatori verso il gruppo che eravamo, arrivarono Iessa, Iacona e Messalina. Essa era una nazista che torturava in maniera vandalica i suoi prigionieri. Poi Messalina non mi dicono nulla e Iacona parte da sola. Allora noi partimmo dai 3 fumetti per fare l'educazione sessuale. Partimmo dalle basi, partimmo dalle fondamenta per ricominciare a ricostruire quello che era successo alle ragazze, perché questi ragazzini vivevano di questi. Noi eravamo mediatori e loro avevano portato la loro esperienza e quella che c'era nelle famiglie che naturalmente non partecipavano alla vita scolastica se non occasionalmente, avevano portato un materiale di cultura su cui lavorare, non per mettere i voti, non per dare i giudizi, che se dovrebbero dare agli adulti i voti e i giudizi, ma per cominciare a costruire una cultura che partisse da dove loro partivano. Bene, questa preziosa mediazione oggi non si può fare più, perché in internet non trovi il collettivo oggi, non trovi i mediatori, non trovi la possibilità di fare culture spiegate, non trovi chi decodifica un contenuto, certo, trovi umane le cose, anche ottime, lezioni, per carità, ma non le trovi connesse tra loro, non trovi una costruzione sistematica, non trovi un controllo, attenzione, un controllo che dovrebbe partire dalle famiglie. Se le famiglie avessero consapevolezza anche attraverso i mezzi tradizionali della televisione, che cosa significa dare in mano uno smartphone al figlio. Voi avete visto che qualcuno ha fatto come il maestro Manzi dei miei tempi, non è mai troppo tardi? Io ho detto l'altro giorno, qualche mese fa, ai dirigenti ma perché non fate una trasmissione come non è mai troppo tardi? Portando ai giorni di oggi, vi educhiamo all'uso consapevole. Erano analfabeti tanti italiani quando Alberto fece la trasmissione Non è mai troppo tardi. Oggi ci sono tantissimi anziani, analfabeti rispetto al virtuale, o poco competenti o inconsapevolmente incapaci, per non parlare dei genitori che li usano e magari li educano anche ad usare i figli. Quindi questo è il quadro sul quale dovrebbe organizzarsi la scuola. Allora, prima risposta, rapidissima, bisogna che la scuola ha perso l'occasione dell'educazione civica, ha perso l'occasione dell'educazione sessuale, adesso non può perdere l'educazione al virtuale, perché l'educazione al virtuale è un'educazione che, come per la differenziata, come per il rapporto con i beni culturali, come per il rapporto con il sapere, che non è un qualcosa che tu devi apprendere per avere il voto, ma qualcosa che ti deve piacere, che devi amare per poter costruire, soprattutto in un paese meraviglioso come questo, deve entrare all'interno della scuola come competenza. Allora, la prima cosa da dire, ci vuole una competenza specifica, ci vuole che ogni preside favorisca laboratori, occasioni, se non diventa una materia di studio. Io propongo la materia di studio, non solo la cittadinanza digitale, ma l'uso responsabile e consapevole e controllato per i giovani di internet. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, credo che sia un po' magari riandiamo alle radici, sia una cosa un po' da prendere in considerazione per quello che riguarda la sindrome. Allora, voi avete visto che ho chiamato il libro Generazione H e il collega ha dato l'indicazione del perché. Tutto questo di osservazione dei ritirati dal mondo, che non sono notate bene degli asceti come nella tradizione religiosa cristiana, non è gente che va a meditare, è gente, attenzione, ragazzini, perché la sindrome, Giappone, Tokyo c'ha 32 milioni di abitanti, Roma ce n'è 3 e la Calabria c'ha 3 milioni di abitanti tutta, nemmeno, ok? Allora, in questa città, guarda un po', la città del paese spezza che pone fine alla seconda guerra mondiale attraverso l'esemplificazione dell'orrore umano, la bomba H nucleare che può essere usato in un certo modo oppure in un altro. Distruzione totale. Dopo Hiroshima e Nagasaki, questo paese piegato dalla bomba atomica, piegato e piagato, perché se ne dicono ancora i risultati a livello di malattia, a livello di inquinamento, bene, che fa? Si rialza passando per le nuove tecnologie. 15 anni fa circa, questo collega giapponese sottolinea che la scuola giapponese è talmente competitiva e così drammatica e dura,
che molti ragazzini, maschi soprattutto, manga qui, manga là, non ci vanno più. Entrano in depressione, si chiudono nella stanza, non escono dalla stanza, dormono di giorno, chattano di notte, non chattano di notte, dormono di giorno, vegliano di notte, se ne stanno al massimo con un animale, mangiano non insieme agli altri, ma addirittura si vanno a mettere il cibo, cioè diventa una sindrome da dispersione scolastica che attenziona il Giappone. Si chiama appunto sindrome di Hikikomori. Quando cominciano a diventare parecchie vittime, si pare nel tempo sono stati 3 milioni di ragazzini, attenzione, non gli anziani, si parla di anziani, si parla di ragazzi. Quindi che è successo? Nel percorso sono entrati in gioco gli strumenti tecnologici con i quali il Giappone si è rialzato, che diventano un altro supporto al ritiro. Cioè non solo i ragazzini di depressione si chiudono, ma poi quando entra in gioco anche l'importanza dello stare su internet, del chattare di notte, dormire di giorno, nell'avere tutte le informazioni a disposizione, nel poter giocare, mettersi in contatto, comincia a diventare la sindrome che oggi noi abbiamo denunciato con il libro Generazione H. E attenzione, non è uno scherzo, perché cominciano ad esserci le famiglie che lo fanno. In studio contemporaneamente a Roma e a Milano, io ho avuto a distanza di un mese, e per cui il segnale lo trovo molto chiaro, una famiglia, c'era un ragazzino di 10 anni che andava a scuola con la tata, il resto della famiglia, padre ingegnere che aveva perso il lavoro, stava lavorando, utilizzando internet per collegamenti eccetera, la madre depressa, il figlio maggiore che ogni volta gli toglievano il internet, sfasciava la camera, che poi dormono di giorno, chattano di notte, diventano aggressivi se togli gli strumenti, non li fa uscire dalla stanza, c'è dispersione scolastica, eccetera. Quella famiglia rimaneva solo il ragazzino con la tata, andava a scuola. La nonna è venuta a chiederci aiuto. Che facciamo con questa famiglia ritirata, che non esce più perché sta nel nucleo familiare? Perché il nucleo familiare, così ricomposto, utilizzando in separazione di questi strumenti, diventa un luogo di riparo, un po' come la stanza, come il grembo, come la caverna, mi rimetto lì e abbiamo parlato prima di una sorta di suicidio. Bene, oggi il suicidio dei ragazzini può non essere fisico, può essere virtuale. Me ne vado dal mondo reale perché c'è un mondo virtuale che mi può accogliere. Allora io non mi intrattengo molto, vi dico semplicemente che al di là del mio libro dovete leggere Anatomia della distruttività umana, Erich Fromm, con il grandissimo genio di Erich Fromm. Fromm parla dell'angoscia di morte come la madre di tutte le angosce umane, perché il grembo, molto invidiato, e questa è la motivazione per cui le donne sono tenute come sono tenute, sotto controllo, il corpo delle donne, cioè qui dovremmo fare un'altra conferenza, totalmente difficile. Il fatto che l'angoscia di morte e i corpi delle donne sono quelli intorno ai quali gira il mondo. I corpi delle donne praticano vita e forme della vita. E l'angoscia di morte perché è l'unica. Io sono nato, ma nel tempo, prima, dopo, durante una malattia, per combinazione, in silenzio, da vecchio, dormendo, per incidente, morirò. Quindi le sicurezze sono venuto a me, non morirò. Intorno a questo si elabora una modalità di rapporto che nell'angoscia di morte trova la maggiore delle presenze. Come ci difendiamo dall'angoscia di morte? Fromm dice ci sono diverse difese, ve ne dico alcune le fondamentali. La difesa religiosa, io morirò ma c'è un'altra vita. Io spero che ci sia veramente, anche perché documentare questa di qua mi interessa parecchio con l'altra. La seconda difesa è la difesa demografica, io morirò ma i miei figli continueranno. La terza difesa è la difesa estetica, io morirò ma la bellezza, l'arte, la letteratura, la pittura, la musica, la poesia, la danza, la scultura non moriranno mai. La difesa ideologica, io morirò ma le mie idee non moriranno mai. E qui la lunga storia delle idee politiche, sociali della gente, gli esseri umani hanno vissuto di idee, pensate alla filosofia. L'ultima difesa di cui parla Erich Fromm, ma io poi ne ho aggiunte due, è la difesa distruttiva. Io morirò o morirete tutti. Quindi con grande tranquillità vi bombardo, io divento signore della morte così le armi, no? Dove è andato l'ottimo Trump oggi? È andato a fare il suo bellissimo discorso in
la sua meravigliosa azione politica, un riporto più, un riporto meno di Capelli, raccontando dove è andato in una fabbrica di carri armati, dicendo alla popolazione trionfante: sono io che ho salvato questa azienda di carri armati che poteva chiudere. Io non ho parole. È come la storia del bottone con Kim Il-jung. Io ho un bottone, dice il nordcoreano, incinta di sé, e se lo premo, e lui gli risponde: io sulla mia scrivania ho un bottone più grosso. Quindi nelle mani del mondo, noi siamo nelle mani di gente che discute su chi c'ha il bottone più grosso. E questa la dice lunga. Questi messaggi, questo signore, questo governante del mondo, passa per Twitter tutti i giorni e tutti i giorni ci regala un suo Twitter pensiero, come questi geni del mondo ci regalano Twitter pensieri tutti i giorni, e invece di approfondire, andare alle radici dei problemi, twittano 4 scemenze, 5, 6 o motti che implicano un'eccitazione neurochimica di chi li legge, ma non fanno approfondimento, non fanno radici, non fanno trasformazione e cambiamento. Allora, per tornare a noi, io ho aggiunto altre 2 piccole difese, modestamente, perché mi inginocchio davanti al grande Eric Fromm. La prima è la difesa scientifica. Io morirò, ma la scienza sta provvedendo. Attenzione, il transumanesimo è dietro le porte. Quando noi avremo affidato ai robot tutto il rimanente, dal piacere al dolore, e ci sarà parecchio da ragionare. E nessuno dice nulla su questo, come nessuno, sì nessuno. Qualcuno, ma qualcuno ci prova, non conta un accidente, come non conto io, come non conta Savonarola, come non conta, come citare un sacco di gente che non conta, e l'hanno scoperto dopo morte, dopo 300 anni, dopo 200 anni, perché questo è il metodo. Prima muori e poi ti ricordano. Ho aggiunto la difesa scientifica, io morirò, ma gli scienziati stanno scoprendo il segreto della vita e ahimè tutto quello che potrà accadere in prospettiva grazie alle scoperte scientifiche non ben gestite. La seconda cosa è: io morirò, ma il mio avatar non morirà mai. Guardate che la difesa virtuale è la più potente di tutti, è l'ultima. Noi siamo arrivati, non so se abbiamo capito, siamo arrivati alla fine, non lo dico io, c'è anche la piccola Greta che ha le trecce come Cappuccetto Rosso e come Pippi Calze Lunghe, c'è in testa un berretto che sembra sua nonna, che ha un gilet, anzi c'ha un impermeabile giallo come i gilet jaune, e dice semplicemente ai altri ragazzini: our future is in our hands. Il nostro futuro è nelle nostre mani, non abbiamo futuro se non cambia il rapporto con il mondo. Allora, Generazione H è esattamente questo. Noi Greta non la conoscevamo quando abbiamo scritto il libro, ma siamo felici che sia arrivata. Adesso quando lo rifaranno l'Oscar ci metteremo a Greta e diremo che tutto questo può cambiare. Io sono stanca mentre me ne vado dalla vita, e fortunatamente sono stanca. Sapete stanca di che cosa soprattutto? Stanca della mediocrità, stanca dell'indifferenza, stanca della violenza che non è soltanto violenza praticata ma assistita. Sono stanca del diritto e del crimine del non sapere. Sono stanca di vedere giudicate le cose invece che capite, approfondite, trasformate, cambiate. Personalmente sono stanca, fino all'ultimo cercherò di lottare, ma penso che il testimone che dobbiamo passare a questi ragazzi è un testimone di grande responsabilità. Noi oggi non possiamo dire di non sapere, noi oggi non possiamo dire di non avere strumenti neuroscientifici, umanistici, religiosi, spirituali, culturali, per dire che cosa il mondo è stato in tutti questi millenni di anni. Se vogliamo che finisca, perché trionferà il potere distruttivo, facciamo il cuore. D'altra parte, l'ultimo libro che ho consegnato si chiama Il potere distruttivo, il sottotitolo è: perché da sempre, assai spesso da sempre, ovunque nel mondo, mandiamo al governo delle famiglie e delle nazioni la parte malata, barra, folle di noi. Domandiamoci perché non approfondiamo la cultura dell'anima, la cultura mentale, la cultura del benessere mentale per gestire il mondo che abbiamo intorno. Perché io credo che gestirlo attraverso il potere di quello che la cultura ci ha consegnato come patrimonio e della salute mentale di cui non parla nessuno e men che meno fanno uso i potenti, io credo sia il messaggio migliore da dare. Questo è il messaggio di Generazione H. Grazie.